lista, anzi, 8 partiti alla regione e 9 partiti al comune di Matera, quindi una lista in più ne ha presi di meno. Come si chiama quella lista che l'appoggiano? Stella. La posta di Stella. Vabbè. Allora, nello stesso giorno, con una lista in più, non prende il 70 e passa per cento, quelle liste pigliano il 58%, ne piglia di meno. E il loro candidato sindaco che ne piglia 48, è stato bocciato dal suo stesso elettorato e oggi viene qui e vi dice che ha la maggioranza. Tu sei un visionario, non hai la maggioranza di niente. Martedì te ne andrai parete. Lo scritto in materano, parete, italiano. E il materano lo chiede molto però, Non suggerite, lo so che avete il fiele nella pancia, state calmi, gioiremo insieme fra un po'. Allora, se è stato bocciato e dici che lui c'ha una maggioranza, non mi fa la domanda, ma come farai a governare? Lui dice che c'è già una maggioranza, quindi lui è già sindaco. Ma dico io, porca miseria, fammi la domanda. Come pensi tu? Chiamami Don Chisciotte, chiamami quello che vuoi tu, visionario. Come farai a governare senza avere una maggioranza? Che è la domanda che vi fanno a voi. E io vedo che molto spesso voi mi lasciate stare rivoltate, come per dire non capisci niente, ma voi non avete la risposta, la do io la risposta. Io sarò sindaco con una maggioranza che si oppone in consiglio numericamente, ma che non si opporrà a un sindaco se questo sindaco presenta innanzitutto una giunta fatta di persone capaci. Sapete che vuol dire capaci? Capaci, che non hanno padroni e non hanno partiti, che non avranno a chi telefonare per approvare una delibera. Non gli darò nemmeno molto tempo per produrre una delibera, perché produrremo in questa giunta pochissime cose, le cose più elementari, quelle che si devono fare obbligatoriamente subito. Ma se ci sarà una cosa che riguarderà la città democraticamente, perché la città deve sapere cosa si approva, se c'è il potere di prendere una delibera in giunta, io non la porterò in giunta, la porterò in consiglio. Faremo consigli molto spesso, un mese, 15 giorni, un giorno sì, un giorno no, non lo so. Se faccio un giorno sì, un giorno no, diranno che costa sta il consiglio. Vedremo se siamo tutti disponibili a rinunciare tutte e 40 a questo benedetto gettone. Se tutte e 40 mi filmano la rinuncia al gettone, io faccio ogni giorno un consiglio e lo manderò pure in diretta gratis, così voi potete giudicare come sia ministra. E quelli di Montescaglioso e quelli di Ferrandina possono suggerire ai loro sindaci di fare la stessa cosa. Perché siete lontani, potete dire voi prima, Voi avete la casa, non va niente. Allora, se uno può amministrare presentando un programma serio che lo sviluppa in modo cadenzato, voglio fare questo, si fa questo, come si fa, in quanto tempo e chi lo fa? La Giunta avrà l'obbligo di controllare i dirigenti del comune, che non sono faccendieri, non sono sfaccendati, sono dirigenti, pagati da dirigenti che sono capaci. Se mandano i dirigenti, si nominano dirigenti, quelli che fanno finta di fare i dirigenti possono partecipare, se sono bravi vincono e amministrano la città. Questi devono fare i componenti della giunta, devono essere la ciglia di trasmissione, fra il consiglio, non dal sindaco, fra il consiglio che è fatto da 40 persone che se vogliono mandare a casa il sindaco si devono prendere la responsabilità politica, devono dire Materano perché un sindaco che voleva fare nei quartieri, mettere i giostrini, viene mandato a casa perché non c'è la maggioranza. E chi lo deve fare? Scrivere il Corriere della Sera se fanno una cosa del genere, non sarà possibile, perché non possiamo farci offendere ancora una volta il giornale del Nord. Ecco come si amministra. Adduci, io ti dico che noi dobbiamo fare queste cose e lo dobbiamo fare perché io voglio andare a Potenza, perché non ce l'ho con Potenza.
anche se si prepara lo sbarco, fra un po' vedrete tutti i boss di Potenza, telefonate a morte in questi giorni, minacce, ricatti, li vedete su questo palco fra 8 minuti, 7 minuti, 4 minuti, devo chiudere. Ce ne andiamo, lasciamo il posto a Potenza. Sono persone importanti, persone capaci, però vengono qua a sostegno di Adduce. Hanno deciso loro, ho deciso io, fanno degli articoli sul giornale, lettera a sostegno di Adduce. Vedete le firme di chi ha firmato quell'annuncio che c'è sulla Gazzetta del Mezzogiorno, una volta sulla provincia di Potenza, una volta sulle due province, l'ultimo giorno a Matera, così per avere una universalità della regione. Vedete le firme, vi fate un po' di risate, così capite dove stanno gli amici. Dove stanno gli amici degli amici? Tutto trasparente per loro, Leggete i nomi. Bene, come faremo a amministrare? Amministreremo con i programmi, amministreremo con le persone serie che stanno nel consiglio di amministrazione, anche nel consiglio comunale, anche negli altri partiti, e ci prenderemo la responsabilità del buon governo, della buona politica. E se avremo la necessità di fare massa critica nei confronti di Potenza per farci valutare i progetti, noi saremo molto bravi, perché dobbiamo costituire una grande alleanza con i consiglieri regionali eletti a Matera. Materani, ora non applaudite, facciamo un applauso complessivo, sono 4 materani, li citerò solo per rispetto, perché sono materani e devono combattere con me. Li indicherò in ordine alfabetico, in ordine d'età. Aspettate, voi di Monte, voi di Ferrandina, state calmi, vi lasciamo la piazza ma non vi lasciamo la città è nostra, abbiate pazienza fino a lunedì alle 16 e le bandiere ve le potrete girare 4 volte se volete. Ecco perché voglio un applauso ai 4 consiglieri materani per età. Vincenzo Viti, Materano, stazione Fischia, sono arrivati col treno! Com'è? Sono arrivati col treno, No, sono bandiere tutti con loro. Dobbiamo salutare da 3 consiglieri, Romeo Sala, Materano, dobbiamo salutare Enzo Salvatino, Materano, dobbiamo salutare Puccione, Luca Paia, Materano, e con loro la potenza dei nostri diritti, che non ci potranno vedere la forza di questa città. Ecco perché noi di Matera vi daremo la prova di cosa sappiamo fare, e noi insieme, ora insieme, tutti insieme, liberiamo questa città. Noi dobbiamo andare via perché il tempo è scaduto, sta suonando la campana e lo dobbiamo fare andando via, ballando e saltando, ma dovete cantare con me. Chi non balla Potentino è! Chi non balla Potentino è! Chi non balla Potentino è! Ciao Matera! Ci siamo! Siamo tanti! Non fate le minacce! Siamo liberi! Potete telefonarci di notte, di giorno, nell'urna noi voteremo il nostro sindaco! E il nostro sindaco non sarà Duce!